Colpo di scena sulle indagini in merito al violento rogo che nella notte tra il 12 e 13 dicembre scorsi rese inagibile, con 24 famiglie costrette a trovare alloggi di fortuna, il palazzo Ater di via Brumatti a Cervignano del Friuli. I carabinieri hanno tratto in arresto e posto successivamente domiciliare un ventenne di grado. Le accuse nei suoi confronti sono pesanti: incendio doloso, stalking e danneggiamento. Al momento non è stato possibile verificare se si tratta di un'ipotesi in concorso con altre persone. Lo stesso in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Udine Roberta Paviotti su richiesta del sostituto procuratore Elisa Caligaris, titolare dell'inchiesta condotta dalla Procura friulana. A eseguire l'ordinanza sono stati militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Udine. L'incendio di quella notte, che solo grazie alla mano amica non ebbe conseguenze ancora più tragiche, si sviluppò celermente dal garage al piano terra del palazzo e in pochi minuti raggiunse il primo piano. I condomini ebbero la prontezza di scappare prima che le fiamme avvolgessero anche loro tra lingue di fuoco e fumo. Sul posto operarono diverse squadre dei vigili del fuoco, pronto intervento utile a domare l'incendio e iniziare da subito la bonifica e messa in sicurezza. Ulteriori indagini in corso.